L'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di San Donà di Piave, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'amministrazione comunale di San Donà di Piave e l'amministrazione comunale di Musile, ha ritenuto opportuno, in occasione dell'80° anniversario della vittoria, celebrare questa fausta data in presenza di tutti i bersaglieri della zona del Piave, con questo raduno interprovinciale nei giorni 28 e 29 marzo del 98. All'iniziativa hanno praticamente aderito tutte le sezioni del Basso Piave, tutte le sezioni della regione, e alla presenza di numerose autorità civili e militari si è svolto in 2 giorni veramente bellissimi un momento di commovente incontro, cominciando con quella che è stata al sabato la cerimonia più toccante, quella della commemorazione del tenente Pellas a Caposile, a Castaldia, dove un cippo ricorda questa eroica figura di uno dei più grandi combattenti della guerra del 15-18. Alla presenza di ben 4 fanfare, alla presenza della fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri Ariete, della fanfara Bersaglieri di Venezia, della fanfara Bersaglieri di Jesolo, della fanfara Bersaglieri di San Donà di Piave, ci sono state ore e ore di intensa fraternità fra i bersaglieri e le comunità del Basso Piave. Migliaia di persone hanno voluto testimoniare il loro affetto ai bersaglieri con la loro presenza. Qui siamo dietro la chiesa dove c'è stato l'ammassamento prima della sfilata, e qui un momento come un altro per ricordare che anche i bersaglieri, come tante altre discipline militari, sanno essere fedeli a un buon bicchiere di vino e a un momento di allegra e simpatica compagnia. Qui i bersaglieri, assieme con le associazioni combattentistiche d'arma, assieme con le fanfare, si stanno preparando per la sfilata. Intanto abbiamo intravisto il grande Labaro con il medagliere al completo, tante medaglie d'oro, tante medaglie d'argento, tante medaglie di bronzo e tante croci al valor militare. Un medagliere che già la dice lunga su quello che è stato l'eroismo dei bersaglieri durante questa epica battaglia del Piave, e oggi appunto, come già detto prima, lo stiamo rivivendo. Qui vediamo la fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri Ariete che si sta portando verso l'inizio della sfilata. Qui abbiamo il gonfalone del comune di San Donà di Piave assieme con il gonfalone del comune di Musile, i varie bandiere delle associazioni combattentistiche d'arma, e dietro le bandiere ci sono i labari di tutte le sezioni della provincia di Venezia e anche delle province limitrofe, che hanno voluto significare con la loro presenza l'importanza di questo momento. Ecco ancora la fanfara di Venezia, mi pare che sia, sì, è la fanfara di Venezia. Poi abbiamo la fanfara di Jesolo, e qui praticamente tutta la sfilata ha avuto inizio passando davanti il Duomo di San Donà e portandosi nel punto di raduno più importante, cioè davanti il monumento a Giannino Ancilotto, davanti il municipio in Piazza Indipendenza. Ecco gli alpini presenti, amici. Una nota importante, vorrei dire curiosa, è questa: non tutti sanno che gli alpini sono figli di bersaglieri, perché è stato proprio un bersagliere a voler fondare questo corpo qualche anno dopo la fondazione dei bersaglieri, dopo che la Marmora aveva avuto la brillante idea
di formare questo corpo che si è distinto in modo eccezionale in tutti i momenti in cui l'Italia ha avuto bisogno. Venezia presente come sempre ai vari raduni con un gruppo numerosissimo di bersaglieri. Corona d'alloro che poi verrà deposta, le corone d'alloro che poi verranno deposte nei vari monumenti, nei vari momenti più importanti della manifestazione. Ecco la fanfara di Jesolo. E i bersaglieri, anche il gruppo di Jesolo è un grosso gruppo, un bel gruppo di bersaglieri, è sempre presente a tutte le manifestazioni. Ecco quello di Cavarzere, i fanti piumati di Sostino di Livenza, San Biagio di Calalta che ha risposto presente a questa importante manifestazione, e poi Eraclea, i bersaglieri del Piave. E come ho avuto modo di dire in altre occasioni, con questo tricolore accomuniamo tutti i bersaglieri d'Italia che oggi con il spirito sono presenti a questa importante riunione, al raduno interprovinciale dei bersaglieri che San Donà ha voluto per l'80° anniversario della vittoria dell'armata italiana contro gli invasori. Vediamo i bersaglieri della Marca Trevigiana e qui i famosi bersaglieri ciclisti che tanto hanno fatto scrivere alle cronache da allora e poi anche in seguito in altri momenti gloriosi di questo corpo stupendo. Hanno recuperato praticamente i mezzi di trasporto di allora, queste biciclette fatiscenti, le chiamiamo così oggi, con le ruote piene, non ci sono copertoni in queste biciclette ma ci sono soltanto pezzi di gomma che sono avvolti attorno alla ruota per far sì di poter ammortizzare un attimino quelli che sono le buche e i sassi di allora, non c'erano tante strade asfaltate allora. Ecco qui i bersaglieri di San Donà di Piave, la sezione di San Donà di Piave è il completo, una sezione che è nata tanti anni fa, del 1953. Il primo presidente, ricordiamo, è stato Lino Nardini, poi il secondo presidente Alessandro Dianese, questo mitico presidente che ha voluto e ha creato forse una delle più importanti sezioni dei bersaglieri di tutta Italia. Il terzo presidente è stato Enrico Peretti e infine l'attuale presidente Romeo Buzziol, che continua a gestire la sezione dei bersaglieri da lontano 1971, ben 27 anni di presidenza. Ricordiamo che la sezione di San Donà oggi è composta di ben 50 bersaglieri, con una fanfara dei bersaglieri che è stata costituita nel 1967. L'attuale fanfara, che conta 30 elementi, è diretta dal maestro Francesco Perissinotto. Vediamo le bandiere, i labari delle varie associazioni combattentistiche d'arma, i vari componenti delle varie associazioni accompagnate dai familiari. Vediamo gli alpini, vediamo gli artiglieri, vediamo i granatieri, vediamo tutti i labari delle sezioni dei bersaglieri, la provincia di Venezia con i suoi bersaglieri. Abbiamo intravisto anche tanti artiglieri e naturalmente non vorremmo dimenticare nessuno, ma gioco forza che nell'improvvisare il passaggio veloce di questi stupendi sfilanti, che lasciatemi passare un termine che probabilmente non è il più adatto, ma tutta gente che sta facendo festa ai bersaglieri a San Donà, si dimentichi qualcuno, e lo chiedo venia, chiedo scusa già fin da adesso, ma intanto notiamo la fanfara di Jesolo che si ripresenta e si sta portando verso il centro della piazza dove continuerà la cerimonia. Avremo fra poco quella che è l'alzabandiera, il momento ufficiale dell'alzabandiera sui pennoni davanti al municipio di San Donà. Ricordiamo per i non addetti ai lavori che San Donà di Piave ha l'onore di poter
fare l'alzabandiera, essendo medaglia d'argento al valor militare, tutte le prime domeniche del mese, alla presenza di un picchetto armato e alla presenza di tutte le associazioni combattentistiche d'arma, e questo succede già da qualche anno con numerosissimo pubblico sempre presente. Rivediamo i nostri baldi bersaglieri in bicicletta ed ecco nuovamente la fanfara di Sandona di Piave. Siamo ora pronti per il momento ufficiale dell'alzabandiera. Eccole qui le bandiere pronte che stanno salendo lentamente al suono dell'inno nazionale di Mameli, che viene suonato dalla fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri Ariete, che ha voluto onorarci con la sua presenza e significare l'importanza di questo raduno. Lentamente le bandiere salgono, la bandiera tricolore, la bandiera del comune di Sandona di Piave con i colori bianco-azzurro. E penso che sia opportuno in questo momento sottolineare l'attenzione del pubblico presente. C'era un silenzio assoluto, un'attenzione completa e un'immobilità che significava appunto quanto era solenne questo attimo dell'alzabandiera. E ora al suono della musica dell'inno del Piave viene deposto un mazzo di fiori davanti al monumento a Giannino Ancilotto. Ancora il silenzio fuori ordinanza a indicare il momento di congiungimento tra i presenti attuali e quelli che hanno sacrificato la loro vita per un ideale importante. E riprendiamo la sfilata. Ecco ancora la fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri Ariete. Ed ecco il labaro con il medagliere al completo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e croci al valor militare. Ora tutti quanti i partecipanti si stanno portando verso il monumento al bersagliere che si trova ai confini tra il comune di Sandona di Piave e quello di Musile. Questo grande monumento che è un punto di ritrovo fisso per tutti i bersaglieri d'Italia quando si trovano a passare in quel di Sandona di Piave e di Musile di Piave. E come potete notare, amici, i bersaglieri non si limitano a suonare, a correre, ma cantano anche, quindi ne hanno fiato da vendere e stanno veramente celebrando questo momento in una maniera stupenda.
visto passare un gruppo di granatieri, di artiglieri, adesso vediamo i paracadutisti. Ecco qui i granatieri con le loro tradizionali insegne, la fanfara di Jesolo, e dietro la fanfara di Jesolo ci sono tutti i gagliardetti, delle varie sezioni del Basso Piave e di molte sezioni all'infuori della zona del Basso Piave, cioè essendo questo un raduno interprovinciale ci sono tante province presenti. Vediamo gente che viene da bersaglieri che vengono da Verona, bersaglieri che vengono da Vicenza, bersaglieri che vengono dal Trentino, bersaglieri che vengono dal Bresciano, bersaglieri che vengono dal Friuli Venezia Giulia, bersaglieri che vengono un po' da tutta l'Alta Italia. A loro il nostro grazie per questa loro partecipazione. Qui vediamo troneggiare la figura immensa del sindaco di Musiles, lasciatemi passare questo termine, questo nuovo sindaco, neosindaco eletto, che ha voluto accompagnarci dal primo momento alla manifestazione. Non è mancato né ieri sabato per la celebrazione a Capusile e a Castaldia e a Musile, e oggi è qui presente fin dalle prime ore del mattino e non si è perso una sola battuta di questa importante raduno interprovinciale. Ci sono i bersaglieri della Marca Trevigiana, ci sono i bersaglieri del Veneziano e ci sono tutti gli altri bersaglieri di cui già vi abbiamo parlato prima, che si stanno portando verso il monumento al bersagliere, che fra poco vedremo e che è forse il momento culmine della intesa nazionale da parte dei bersaglieri, e sono stati proprio i bersaglieri di Roma che hanno voluto regalare la copia identica di quello che è il monumento per antonomasia dei bersaglieri italiani, la presa di Porta Pia. I bersaglieri hanno fatto questo monumento a Roma e la copia identica è stata donata a Musile e a San Donà di Piave, cioè ai bersaglieri del Basso Piave, nel lontano 4 maggio 1965. Bersaglieri motociclisti, anche loro presenti. Tema dominante naturalmente sono sempre e comunque le fanfare, 4 fanfare che hanno onorato e reso invidiabile questo momento del raduno del interprovinciale dei bersaglieri qui a San Donà di Piave. E naturalmente qui non poteva esserci che l'inno del Piave a commemorare, a sottolineare la deposizione della corona d'alloro presso il monumento al bersagliere, alla presenza delle autorità militari, alle autorità civili. Questo suo sguardo il bersagliere sembra dire: nemico, non ti fidare mai più a sfidarci, perché noi saremo sempre e comunque qui presenti a difendere il nostro sacro suolo. Rivediamo anche i gonfaloni dei comuni di San Donà e Musili di Piave, il labaro con il medagliere.
Altro momento molto importante della manifestazione, questo in cui le autorità stanno gettando questa corona d'alloro sul Piave. Ecco, la vediamo già dopo il balzo di una trentina di metri sulle sacre acque del Piave, e lentamente si porta verso il mare, verso la zona dove più cruenta è stata la battaglia e dove ancora una volta i bersaglieri assieme con tutti gli italiani hanno detto no, qui non si passa. Ritorniamo indietro col pensiero, amici, a 80 anni fa, quando questo succedeva, quando qui 20 e oltre 1000 morti hanno respinto quello che è stato l'attacco più importante, più disperato degli invasori, e hanno saputo rispedirli nei propri confini, rimandarli nelle proprie terre, dicendo che qui l'Italia si fa anche con il sangue e solo con il sangue degli italiani e non si passa. Poi le autorità, come vedete, stanno ritornando lentamente verso la piazza Indipendenza, dove fra qualche istante comincerà la cerimonia della Santa Messa. Però prima della Santa Messa c'è stato un altro momento commovente, l'omaggio ai caduti di tutte le guerre e di tutte le battaglie davanti al monumento ai caduti di San Donà di Piave. Questo monumento che è un po' il simbolo della città, a perenne ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita e hanno dato la loro vita per la libertà di cui noi attualmente godiamo. Terminata questa cerimonia davanti al monumento ai caduti, ci riportiamo in piazza Indipendenza, dove fra qualche istante avrà inizio la Santa Messa, alla presenza naturalmente di tutte le autorità, di tutti i bersaglieri, di tutti gli ospiti dei bersaglieri. E ora la cerimonia religiosa, alla presenza anche del coro di Caposile, che ha voluto così ancora una volta dire: noi siamo con tutti voi che state celebrando questo 80° della vittoria. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E in mezzo a noi abiterà, pioverà, e in mezzo a noi abiterà. Questa Santa Messa qui in questa meravigliosa piazza davanti al monumento ai caduti, consentitemi di rivolgere un doveroso saluto
al pastore religioso di questa grande comunità di San Donà di Piave, il Monsignor Arciprete, di rivolgere un altrettanto cordiale saluto al primo cittadino. Bersaglieri in servizio, bersaglieri per tutta la vita, perché il bersagliere non va mai in pensione. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Terminata la cerimonia religiosa, il celebrante ha voluto sottolineare l'importanza di questo incontro andando a salutare i gentili ospiti, un momento particolarmente toccante, l'incontro con la signora Beata Maria Gianturco Ricci, la nipote di Leopoldo Pellas. Con questo segno di pace ha voluto sottolineare l'importanza della pace conquistata con tanto sacrificio. Adesso è il momento degli interventi delle autorità presenti. Vediamo l'intervento del sindaco di San Donà, Gianfranco Marcon, che qui è assieme con il presidente del comitato d'intesa tra le associazioni combattentistiche d'arma, il cavalier Mazzon. Questo è invece il sindaco di Musile, Walter Menazza. Adesso vediamo il medagliere con le medaglie al valore e quindi prenderà la parola il presidente infraregionale dei bersaglieri, Renato Ceroni. Porto il saluto dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e dei bersaglieri di tutta l'Italia settentrionale, che come voi amano e continueranno sempre ad amare il tricolore, il nostro sacro tricolore, e intendere l'Italia unica, sempre indivisibile, come l'hanno lasciata a noi i nostri padri, partendo da Musile, partendo da San Donà. San Donà è la terza volta che partecipo a un raduno, siamo così grande. La prima in occasione dell'inaugurazione del blocco bronzeo del bersagliere a Guardia del Piave, donato dalle famiglie dei combattenti romani. In quell'occasione, allora noi giovani ragazzi freschi di congedo, fummo presi per mano dall'allora presidente della sezione di San Donà, l'indimenticato bersagliere Alessandro Dianese, il quale ci spiegò, ci illustrò San Donà, ci accompagnò nei posti dove gli italiani, i bersaglieri combatterono, spiegando che da qui partivano i Caimani, di là combatteva il battaglione d'assalto, lì il secondo bersaglieri, e qui cadde Pellas, un glorioso nostro combattente, una medaglia d'oro al valor militare, del quale abbiamo qui i nipoti
che ogni volta, ogni manifestazione in loro ricordo sono sempre presenti. Signora, sono tanti anni fa che ci siamo conosciuti. Il secondo raduno era in occasione del 10° anniversario del monumento al Bersagliere, di quel blocco bronzeo che indicava che di qui non si passa. E in quell'occasione ricordammo i caduti, tutti i caduti del secondo conflitto mondiale, ricordammo i caduti anche delle consorelle altre armi e corpo. Oggi siamo al terzo raduno importante a cui io, un po' più anziano, partecipo, e vorrebbe essere un po' il passaggio del testimone in occasione di questo 80° anniversario della vittoria del primo conflitto mondiale. In occasione di questa grande cerimonia noi passeremo il testimone a questi giovani, ai giovani bersaglieri di oggi, perché continuino con quella pace che hanno portato nel mondo, perché il tricolore italiano vuol dire ancora oggi pace, pace in Libano, pace in Somalia, pace in Albania e pace in Bosnia, e dove c'erano i bersaglieri arrivò la pace. Viva l'Italia, viva i bersaglieri! Terminata la parte ufficiale degli interventi da parte delle autorità, ora ci sarà il momento più importante della manifestazione, cioè la sfilata dei soli bersaglieri che, partendo dal ponte sul Piave, percorreranno di corsa tutto Corso Silvio Trentin per fermarsi davanti alla chiesa, e questo è il loro percorso tradizionale per i bersaglieri, un po' meno per coloro che stanno assistendo, però è il momento clou della giornata, cioè il momento della sfilata vera e propria. Intanto rivediamo con piacere le varie fanfare che si stanno portando. Questo invece è il picchetto in armi che ha onorato con la sua presenza questo momento della manifestazione, e sempre troneggia il medagliere con le medaglie al valor militare. Ecco i labari delle varie sezioni, decine e decine di labari, che indica che decine e decine di sezioni sono presenti a questo incontro importantissimo. 75-76, in seguito al processo di ristrutturazione dell'esercito, Ora i bersaglieri si stanno portando, come dicevamo prima, verso il ponte sul Piave,
dove si raduneranno, dove ci sarà l'ammassamento per la sfilata vera e propria riservata esclusivamente ai bersaglieri. Ora i bersaglieri stanno riportandosi davanti, ripassando davanti al monumento ai caduti e per via Jesolo prendono la strada appunto che li porta sull'argine del Piave e sul ponte sul Piave. Prima parte della sfilata, ma non è finita. Questo è il modo di sfilare. Complimenti grandi consiglieri, applaudiamoli questi complimenti veramente a questi stupendi giovani sempre, che in mezzo a qualcuno che ha abbondantemente superato i 70 e gli 80 anni, non importa. San Martino di Lupari, tanti primati di Sostino di Divenza, San Biagio di Calalta e infine i bersaglieri del Piave, Eraclea, e a unire tutti i bersaglieri d'Italia, presenti e non presenti, il tricolore, il grande tricolore, portato da 8 baldi bersaglieri al ritmo della fanfara dei bersaglieri. Ed ecco Cavarzere! Bellissimi, bravi, complimenti. E dopo Cavarzere è la volta che non hanno la possibilità di ripetersi, che però si... Romeo Donieri per questa sua presentazione della fanfara, veramente bella, stupenda, ed ecco i bersaglieri di San Donà, bravi, complimenti. E non è finita, amici, non abbiamo ancora finito, ci sono ancora dei momenti di intensa
partecipazione da parte del pubblico. Il presidente, bravo Mazzaria, complimenti. Non c'è il campanello ma c'è la tromba, arrivano i bersaglieri. Bravi, bellissimi, complimenti. Ed ecco, chiude la sfilata il gruppo bersaglieri in azione anche tutte le domeniche, i bersaglieri ciclisti del gruppo bersaglieri di San Donà. Amici, io non so se vi sia piaciuto o no, io dico che è stato un momento di grande intensità. Si chiude così la parte ufficiale della manifestazione, hanno terminato di sfilare i bersaglieri, adesso ci saranno i concerti delle varie fanfare qui all'interno della grande piazza davanti al municipio, piazza Indipendenza, e noi vorremmo chiudere con un saluto particolare a cui i bersaglieri ci tengono in modo sensibile, ed è quello che vogliono ripetere ogni volta che si incontrano. Bersaglieri si diventa, bersaglieri si rimane per tutta la vita. Una volta bersagliere, bersagliere per tutta la vita. E con questa frase, amici, noi ci congediamo da un momento importante della vita dei bersaglieri della sezione di San Donà di Piave, il raduno interprovinciale che si è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 1998. Una grande festa non solo per i bersaglieri, ma anche per tutte le associazioni combattentistiche d'arma presenti a questa cerimonia e per tutto il pubblico sandonatese.
presenza del sindaco di Mosile, di Ormenazza, alla presenza dei due gonfaloni della città di San Donà di Piave e di Mosile di Piave, si conclude questa semplice cerimonia che apre ufficialmente questa intensa giornata che si concluderà questa sera e per poi riprendere ufficialmente domani mattina. Adesso lentamente ci portiamo tutti assieme verso la località Castaldia per il proseguimento della cerimonia. Ci troviamo veramente in un luogo sacro. Parlare del valore di Leopoldo Pellas potrebbe diventare retorico, ma non è vero, non è retorica ma è una realtà. Un giovane che ha voluto veramente sacrificare la propria vita con un futuro brillantissimo che lo aspettava, soltanto per essere uno degli artefici di questa nostra Italia. A lui il nostro ringraziamento. È proprio in questa località che il tenente Pellas, incurante di tutto quello che gli stava succedendo attorno, ha continuato ad avanzare imperterrito, si è difeso finché ha potuto e lo stesso nemico ha dovuto rendere omaggio una volta che era caduto, seppellendolo con gli onori militari, ed è proprio in questa località che è accaduto quel fatto che nel 1918 ha permesso all'Italia e a tutti gli italiani di difendere il suolo e dire di qui il nemico non passa. E tanti Leopoldo Pellas sono stati gli artefici di questa nostra Unione Italiana che dopo tanti sacrifici siamo riusciti ad avere, e grazie appunto alla vita donata, giovane vita donata da gente come Leopoldo Pellas, siamo riusciti ad ottenere questa immenso dono della libertà, un dono conquistato con tanto sangue. Alza bandiera! Ora renderemo omaggio al monumento ai caduti, in modo particolare al monumento a Leopoldo Pellas, questo giovane sottotenente della 23esima Bersaglieri d'assalto. Posto? Attenti! Posto! Onore ai caduti!
L'onore a Leopoldo Pellas è stato reso dal sindaco di Musile Menazza, dal presidente provinciale Renato Ceroni e dal presidente stazionale Romeo Buzziol, alla presenza della nipote Beata Maria Ricci Gianturco, nipote di Leopoldo Pellas. Ci sarà un omaggio al cippo che ricorda dove è caduto il tenente Pellas. Un mazzo di fiori verrà posto dinanzi alla stele che ricorda quel tragico evento e alla fotografia dell'allora sottotenente Pellas.
Poi le varie vicissitudini hanno spostato questi caduti nei vari monumenti nazionali, compreso quello di Pagarè, quello di Re di Puglia ed altri monumenti, lasciando così perdere un segno tangibile di quello che è stato il punto forse più eroico in assoluto della guerra del 15 e 18, perché in qualche punto gli austriaci avevano passato a Piave, ma qui a Caposcile non ci sono riusciti. Alza bandiera! Approfittiamo anche di questo istante per consegnare alla nipote di Bellas questo omaggio floreale e vorremmo accomunare con questo piccolo simbolo di gratitudine tutti coloro che hanno avuto l'onore di avere in famiglia qualcuno che è stato protagonista di questa liberazione dell'Italia. Grazie. Passiamo ora. Sono troppo commossa. Grazie. Grazie signora. Grazie signora Beata Maria. Diciamo che noi l'abbiamo sempre nel cuore, lei lo sa. Quando arriva un fusile, quando arriva nella nostra zona, lei è considerata una di noi e noi senz'altro la accoglieremo sempre come fosse una nata qui tra di noi.